Giornata della memoria, oggi il Liceo Classico Empedocle ha voluto ricordarla con una manifestazione qui presso l'Aula Magna e con l'ausilio di alcuni relatori qualificati. Sì, assolutamente. Oggi è il 27 gennaio e come tutti gli anni ricordiamo questa apertura dei cancelli di Auschwitz e quindi la liberazione per quelli che furono i sopravvissuti della Shoah. È un evento veramente memorabile che costituisce anche un unicum nella nostra storia ed è giusto che i nostri ragazzi ne facciano memoria. Oggi tra l'altro ci avvaliamo della collaborazione dell'insegnante Manganella che porterà appunto come presidente dell'Istituto di Storia e Ricerca su Calogero Marrone, porterà appunto la presentazione della figura di Calogero Marrone che è favarese ma che poi appunto emigrò a Varese e lì grazie al suo impiego appunto nell'ufficio anagrafe potrà aiutare tantissimi ebrei falsificando i loro documenti. Tra l'altro abbiamo anche l'onore di avere molte autorità oggi qua presenti che ci daranno la loro testimonianza, quindi è veramente un momento importante perché riflettere sul nostro passato non può che farci bene, non può che gettare delle radici ancora più profonde perché il nostro albero, l'albero della nostra storia, perché ora la storia in fondo siamo noi, citando un po' qualche cantautore, ecco perché questa storia possa essere anche migliore, quindi è un'attività che assolutamente porta tanta riflessione e certamente costituisce per noi un punto di orgoglio. Rosario Manganella oggi qui al Liceo Classico nella giornata della memoria per non dimenticare, con la sua testimonianza. Noi siamo qui oggi per ricordare questa data che è una data ormai internazionale molto importante perché ci riporta un po' alla memoria a quello che è stato il nazismo e il fascismo e soprattutto per ricordare gli uomini e le donne che si sono battuti per liberare l'Italia dal nazifascismo. È un fatto estremamente importante in un sistema nel quale il regime totalitario nazifascista aveva soltanto fatto del male, dei danni incalcolabili. Tra questi l'assassinio di 6 milioni di ebrei semplicemente perché erano ebrei, non perché avessero fatto qualcosa. In questo contesto ricordiamo stamattina Calogero Marrone, cittadino di Favara che però ha operato a Varese dove era titolare dell'ufficio rilascio carte di identità. Calogero Marrone di fronte a quello che stava succedendo nella città di Varese fece delle carte di identità falsificate, quindi cambiando nome e cognome alle persone interessate, ebrei e antifascisti, salvandole così da sicura morte. E sono state centinaia e centinaia le persone che hanno potuto essere salvate da Calogero Marrone. Proprio ieri di Marrone ne ha parlato il Presidente della Repubblica nella giornata della memoria su cui è intervenuto proprio lo stesso Presidente della Repubblica, anche perché Calogero Marrone ha ricevuto proprio dalle Presidente della Repubblica la massima onorificenza con una medaglia d'oro al merito civile. Se posso aggiungere un fatto del tutto personale, quella richiesta era partita da me nel 2015 mentre ero sindaco della città di Favara. Sono passati 7 anni da allora per ricevere questo riconoscimento, però è arrivato e mi ha fatto piacere ieri sentire le parole del Presidente della Repubblica facendomi dichiarare ancora più orgoglioso di essere favarese e di lavorare per far conoscere ai ragazzi, alle nuove generazioni, la figura e la storia di Calogero Marrone. Don Luca, anche lei ha voluto dare la sua testimonianza, oggi giorno 27 il ricordo di quello che è successo. Sì, come direttore dell'ufficio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso rappresento la diocesi a questa manifestazione. È un'occasione per far riflettere i ragazzi e i docenti anche sulla necessità continua del dialogo. Il dialogo interreligioso nasce anche dalla memoria della storia di ognuno di noi e nei confronti del popolo ebraico verso cui la Chiesa Cattolica celebra il 17 gennaio la giornata di dialogo cristiano-ebraico, è un momento di riflessione ulteriore. In questi giorni i socials ci hanno sollecitato a riflettere
e credo che alla luce di alcuni episodi incresciosi e sgradevoli accaduti di recente in Italia questa riflessione sulla Shoah diventa veramente improcrastinabile.